Dopo l'ennesima notte di eccesso da parte del Papa, lo vediamo coricarsi nel suo letto felice come una Pasqua e si addormenta in un battibaleno. Ad un certo punto però, durante il suo sonno, sente qualcosa che lo scuote dall'interno. Un colpo, un altro ancora. Cosa sta accadendo? Un'entità, una presenza lo sta richiamando a sé. Che sia la bestia? Ed ecco comparire un occhio enorme, giallo, che lo scruta. Lo sente dormire, sente il suo respiro. Lui lo vede, eppure non riesce a svegliarsi. È la bestia. La bestia è venuta a giudicare l'operato del Vaticano. E qui ha giudicato un operato troppo lasco, troppo superficiale, e la galassia non è ancora pronta ad accoglierlo nelle sue braccia. La bestia ha parlato al Papa in sonno e gli ha ordinato immediatamente di radunare il maggior numero di proseliti nella galassia. Senza il richiamo da parte di tutti, la sua venuta non può avvenire. La mattina dopo il Papa si svegliò, contemplò un attimo la cosa e capì che quello non era un sogno, ma un avvertimento. Subito diede disposizione per lasciare San Pietro e partire alla volta di Cardinal Planet. Doveva essere fatta una riunione straordinaria. Al concilio appena riunito spiegò la situazione. Ovviamente il Papa non può fare tutto da solo, è solo il rappresentante di una forza unita del concilio. Perciò partirono le votazioni e le votazioni diedero ragione al Papa. Signori, la bestia celeste mi è parsa in sogno. Satan vuole una galassia pronta ad accoglierlo e noi non stiamo facendo abbastanza. La sua ira, quando arriverà, quando il popolo lo porterà in vita, sarà devastante per la galassia, per chi è contro di lui. Perciò, signori, dobbiamo darci una mossa. Il nostro nemico principale è la Zatian Association Clans, che racchiude sotto di sé tantissime sottoculture soggiogate dal loro impero. Rispetto a noi loro sono molto forti, risiedono sul loro pianeta madre e da lì controllano mezza galassia. E noi abbiamo solo un unico obiettivo: convertirli al culto della bestia. Controllati loro, controlleremo mezza galassia. Lo scontro è vicino. Abbiamo i nostri alleati, gli Hiearch of Pac, pronti con i motori accesi per attaccare gli Scanurian Confederate Nation. Non sappiamo dire quando accadrà questo scontro, quando le tensioni saranno così gravi da determinarlo. Però, signori miei, finché sarò in vita, finché sarò il vostro Papa, statene certi, la guerra si avrà. Così ha deciso il Consiglio, così ho deciso io, così mi ha ordinato la bestia. Per la pace a San Pietro, per la pace nel Vaticano, per la pace nella galassia. Ma ben ritrovati, signori, dopo il proclamo del nostro Papa, che ha voluto radunare le forze
perché la bestia gli ha ordinato di farlo. Intanto la popolazione del Vaticano si sta pian piano mutando in qualcosa sempre più viscerale. Diciamo che stanno ascendendo quasi alla forma perfetta, come dei semidei nella galassia. E questo sicuramente ha rinforzato la loro cultura, la loro supremazia quasi all'interno della galassia, che poi loro non vogliono effettivamente conquistare terre, lo vogliono convertire terre, ok? Vogliono convertire mondi, vogliono convertire sistemi. Ma come vedete la galassia è piena di insidie, di persone atee, di persone eretiche, persone, in questo caso alieni, però comunque alieni che non sono affatto d'accordo con il credo del Vaticano. E questo è un problema a cui la nostra curia deve porvi rimedio. Perciò signori, benvenuti nella nuova serie esplorativa del Vaticano, dopo l'aggiornamento che c'è stato. E ora partiamo subito con il gameplay. Vi ricordo che a livello di popolazione sto cercando un po' di capire come funziona e vedo che non siamo messi proprio benissimo. Quindi dobbiamo darci un po' una regolata. Io ovviamente i robot non li voglio costruire, come ho già detto nello scorso gameplay, quindi dobbiamo stare attenti. Qua cosa ci dice? Che una situazione bloccata. Perché una situazione bloccata? No, Biomorfosi sta continuando, quindi non vedo perché sia bloccata. Tra l'altro non posso neanche modificare niente, quindi no. Vediamo se c'è qualcosa che posso ricercare di breve. Tipo questo non sarebbe male. Fatemi vedere un attimo che tecnologie stiamo facendo. Allora, più consiglieri. No, più consiglieri ci servono come il pane. Tra l'altro qualcuno di voi sottolineava che fare rivalità sarebbe stato veramente il top gamma, perché avremmo potuto dichiarare rivali un sacco di gente all'interno della galassia. Io dico sì, hai ragione, però ho preferito munirmi di una flotta, visto che mi avete trascinato in questa guerra, maledetti, maledetti. A proposito, andiamo a vedere adesso, dovrei aver potenziato un po' la flotta. No, non ancora. Ok, allora aspettiamo di vedere i risultati del potenziamento della flotta per vedere se ci abbassa un po' la differenza. Perché qua, con superiorità, insomma, non possiamo attaccarli direttamente. E io purtroppo dei nostri alleati, per quanto io li ammiri, non credo siano in grado di darci una mano sostanziosa. Attenzione, qua è successo qualcosa. Qua è successo qualcosa. Interessante, interessante. Guardate che belle tra l'altro queste immagini. Adesso io voglio farvele vedere. Cioè, ma ragazzi, ma vedete la figata di questo gioco? Ma guardate che bella questa immagine. Potrebbe essere anche un bellissimo screensaver. Bellissima, questa nebulosa così devastante, veramente. Comunque, andiamo avanti con il gioco. Io, scusate, mi perdo nella bellezza di questo gioco anche a livello grafico. Chissà che bello deve essere Stellaris 2 quando ci sarà veramente qualcosa di figo da vedere. Allora, possiamo boostare un po' la biomorfosi. Vediamo come. Allora, qui ragazzi, il gioco mi dice che facendo mutazioni casuali sulla popolazione, misericordioso il Vaticano, quanto è misericordioso, che sono state avviate, tra l'altro vi ricordo, dalla suora che ha dominato nella guerra contro le macchine. Ci sono degli esseri un po' indesiderabili che si stanno sviluppando all'interno del Vaticano. E questi esseri potrebbero essere sicuramente un boost per la nostra ricerca, però diciamo che potrebbero anche essere un problema. Se io vado a boostare questi esseri, migliorando gli studi sulla mutazione, ottengo più ricerca societaria, meno 20 di felicità, e gli imperi spiritualisti potrebbero cambiare le loro opinioni verso di noi del meno 50. Però avrei un bel boost sulla biomorfosi, cioè arriverei prima a questo stadio qua, che non sappiamo ancora cosa porta. Ogni leader autoritario prende Liger trait, che onestamente non so cosa sia, adesso magari lo andiamo a vedere. E poi perdiamo una pop. Allora,
Allora, se c'è... Allora, il nostro obiettivo è quello di portare il culto della bestia all'interno della galassia. Io immagino che ogni impero spiritualista abbia il suo culto. Però, essendo imperi spiritualisti, secondo me, a parte quelli, ovviamente, gli zeloti, però tutti gli altri, secondo me, saranno inclini a venire dal nostro lato, con le buone o con le cattive. Quindi, secondo me, potrebbe essere interessante andare a eliminare gli abomini, e perciò lo faremo. Io non so se ho fatto bene, sicuramente vado a perdere una pop che purtroppo mi serviva, però facciamo così. Tra l'altro ci aprono i confini questi. Adesso ragazzi, noi siamo in una situazione che dobbiamo farci alleati il più possibile gli altri, perché siamo in una situazione di svantaggio e voi mi avete, e la bestia ci ha ordinato, insieme al consiglio eccetera, di andare contro questi nemici. Lui è contro di loro. Fatemi vedere contro chi, scusate. Perché dobbiamo, contro di loro, perché dobbiamo, secondo me, cercare appoggio galattico il più possibile. Quindi il fatto che loro ci abbiano aperto le frontiere potrebbe essere sicuramente qualcosa di interessante. Solo che io non ho abbastanza consiglieri, e da qui proprio lo studio sui consiglieri. Adesso noi cerchiamo di trarre più vantaggio possibile, insomma, da tutto quello che stiamo facendo. Non è facile, non è facile affatto. Qui intanto possiamo prendere possesso di Vultamar, che è tanta roba. Oddio, cosa è successo qua? No ragazzi, allora qua c'è un profeta. Qui c'è un profeta, signori. Quindi, esattamente, questo pop-up ci dice: mentre osservava la popolazione locale di Tunobo IV, il nostro team di sbarco si è imbattuto in un'interessante scoperta. Nella capitale si vocifera di un prescelto, che a quanto si dice sarebbe disceso dalle stelle per adempiere a un'antica profezia e guidare i Livariani verso una nuova età dell'oro. Ora, i Livariani, chi cacchio sono? Ah, questi. Ok, quindi loro hanno un leader. Ok, questa roba non mi piace per niente. Quindi tutto il nostro personale è stato conteggiato, quindi chiunque stia visitando questo pianeta vale la pena di essere indagato. Quindi di fatto stiamo settacciando la popolazione per capire chi è questo profeta. Va bene, questa cosa non mi piace. Potrebbe esserci un falso profeta, ma ehi signori, guarda caso, un asteroide è finito su Vijamar IV e purtroppo tutte le forme di vita su questo pianeta io spero siano state spazzate via. E già, perché questa popolazione, dovete ricordare, sono particolarmente pericolosa per il nostro culto, perché era una Jessat Koshunets che a noi non piaceva, quindi è così. È così, è la vita ragazzi, la bestia dà e la bestia toglie, è così, anche tramite le leggi dell'universo. Ok, allora, andiamo avanti con tutte le robe. Qua cosa ci dice? Siamo corti di una risorsa. Ragazzi, non abbiamo più crediti. Non abbiamo più crediti, stiamo andando in deficit e ci prendiamo un po' di crediti in questo modo e poi qua li andiamo a recuperare così, vendendone 5.000. Intanto vedo con piacere che stiamo recuperando dei gas esotici che ci serviranno sicuramente per, come fonte, insomma, di scambio di trade. Ok signori, finalmente possiamo studiare praticamente gli squarci astrali all'interno della nostra galassia. Questo ci darà sicuramente dei vantaggi interessanti. Eccolo qua, Astral Action, molto importante da fare perché ci dà appunto l'accesso a delle risorse che servono. Ok ragazzi, la nascita del mercato galattico. Possiamo far diventare San Pietro la capitale, quindi lo direi di farlo. Tra l'altro è uscito il pop-up del falso profeta, ma lo vediamo dopo. Vediamo un attimo questa roba della capitale perché è fondamentale farlo, signori. Allora, 150. Wow, 150 è tanto, è notevolmente tanto. Stiamo andando velocemente in deficit, Sono cambiate le regole del gioco. Altro che dichiarare guerra. Qua
Ce la passiamo male se continuiamo così. Qua dovrei prendere delle altre risorse, almeno per prendere un po' di oro. Però, tipo qua non sarebbe male che prenderei un po' di risorse. Qui ce ne sono 5 di crediti. 2, 3, 2. Qua ne prenderemo un bel po'. Questi ci aiuteranno tantissimo. Vediamo se c'è qualche altro. Qui 5. Qualche altro pianeta che ci può dare più crediti. No. Allora aspetto di fare il mercato. Ho già capito che non lo farò mai. Vediamo se riesco a prendere questo pianeta e portare questa perdita di 88 crediti in una situazione un po' più stabile. Anche perché appunto avendo anche i consumer goods bassi, insomma, cioè in negativo. Allora, cosa ci dice il falso profeta? Questo pop-up. E qua, signori, abbiamo fatto tutte le investigazioni e abbiamo scoperto, grazie al nostro team di ricerca, che questo infame, questo falso profeta non è altro che una persona, un gruppo in realtà un team di contrabbandieri venute dallo spazio che sono precipitati, non riescono più a scappare da questo pianeta e la popolazione locale li ha accolti come i loro dei celesti, e questo è un problema. Quindi dobbiamo andare a rimuoverli, anche perché magari questi qua poi si schierano contro di noi. Possiamo quindi salvarli oppure esporre la frode. E io direi di esporre la frode. C'è solo un unico grande culto nella galassia. Poi figuratevi, sui nostri pianeti, figuratevi. Allora, perfetto ragazzi, li abbiamo recuperati. Andiamo a fare subito il mining station, perché ci servono quei dannati crediti, anche a costo di non avere la capitale planetaria sui nostri pianeti, ma vanno presi. Altra cosa per noi. A quanto pare i nostri studi sulla mutazione della popolazione, eccetera, così hanno indotto è incredibile questa cosa. Hanno sviluppato una città sotterranea, un po' come è successo su Futurama. Noi possiamo o farli fuori e quindi avere meno crimine e più unità, oppure tenerli perché ci danno, diciamo, una specializzazione nell'exotic gas extraction. Allora, io non mi interessa particolarmente questa ricerca, preferisco avere più crimine e monti unity, però in realtà, cioè scusate, meno crimine, però in realtà, ma no, teniamoceli, dai, teniamoceli. Sono comunque figli nostri, mettiamola così, no? O no? O no? Adesso cerchiamo di recuperare le risorse da questo pianeta il più velocemente possibile. Siamo già sotto, ragazzi. Ai ai ai. Come la vedo buia questa cosa dell'economia. Ci si sta rivoltando contro. Ma va bene, dai. Adesso prendiamoci i nostri crediti. Cerchiamo di salvare la pellaccia e poi andiamo avanti. Qua intanto stanno andando avanti gli scavi per prendere il rubicatore. Io non dico nulla, magari voi non lo sapete a cosa porta, però io purtroppo, se non dovevo dirlo purtroppo, comunque so dove portano e insomma non sono delle bellissime situazioni. Perfetto, abbiamo migliorato i diplomatici, perfetto, abbiamo aumentato il numero di diplomatici, questo è molto importante. Andiamo sul potenziamento della flotta, perché se dobbiamo muovere guerra non possiamo farlo senza una flotta potenziata. Allora ragazzi, io direi a questo punto ci facciamo un'altra flotta. Ci costa 1000 e 3000. Va bene, andiamo a farlo, anche se sono in deficit pesante, però lo andiamo a fare. Loro stabiliscono un'ambasciata con noi. Ok, la stabiliamo e vediamo se possiamo. Loro sono in guerra con questi. Fatemi vedere un attimo. Ok, sono in guerra con questi. Di fatto stanno chiedendo la nostra protezione, quella parte lì. Ok, verità rivelata. Quindi gli abbiamo detto: guardate che ragazzi, questo qua non è il vostro prescelto. E quindi mo adesso sarà successo un casino. E infatti, signori, siamo scesi, li abbiamo prelevati, li abbiamo presi a bastonate. Dopodiché abbiamo fatto sparire la loro nave che era precipitata e abbiamo convinto solo la classe dirigente a, insomma, che questa cosa, che loro erano dei demoni, una roba del genere, ci dovrebbe essere scritto.
qua, che servivano, che praticamente volevano portare per migliaia di anni nell'oscurità, e quindi erano dei falsi profeti. Questo li ha portati verso un fanatismo xenofobo. Ai ai ai. Potrebbe essere un problema per noi, ma anche un'arma magari. Potremmo utilizzare il loro odio contro gli altri. Perché no? Alla fine indottrinamento e odio verso tutti è un'ottima cosa, no? È un'arma potente nelle nostre mani, o nelle mani, insomma, del Vaticano. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Allora, intanto arrivano i carabinieri che ci danno un po' di risorse. Ah, così, grazie. 5.000 crediti. Vedete il culto, vedete come questa è la generosità per il culto, signori. Altra abilità sbloccabile, vediamo. Allora, potremmo essere più produttivi. Questo non sarebbe male, ci dà più energia. Un bracciale, no, andiamo sull'energia. Vediamo che tratto ci ha dato. Fatemi vedere, intanto vado a potenziare un po' il tratto. Ministro di Stato potrebbe avere leader experience gain più 10%, oppure miglioramento del focus per il trade. Questo non sarebbe male. Andiamo sul trade. Allora ragazzi, io direi che rinunciamo al controllo della capitale, perché cioè al controllo del trade market, perché ci servono crediti velocemente. Sì, ci ha abbassato un po' qua da circa 90 che eravamo, se non erro. Adesso siamo a 80, però insomma è un bel macello. È un bel macello. Altro focus per noi sulla mutazione. Che cosa ci fa? Ah, quindi abbiamo liberato, ecco ragazzi, abbiamo liberato il primo step della mutazione. Allora, quindi ci dà più abilità, più abitabilità da strutture di ricerca genomica al 10%. E poi ci dà una pop, cioè per pop con caratteristiche di automodifica ottimizzate, ci danno più 100 per quanto riguarda la ricerca genomica. Mamma mia ragazzi, da tradurre sta roba qua è... E quindi ci dà adattamento genetico più il 33%. Vabbè, questo è buono perché magari ci consente di andare su altri pianeti. Però insomma la situa potrebbe essere un po' migliore, perché insomma non ce la stiamo spassando proprio benissimo. Qui continuiamo ad andare in deficit di crediti, però la flotta ragazzi non si costruisce da sola. Cos'è questo pop-up che è appena comparso? Non l'ho mai visto. No ragazzi, ho visto adesso cos'è questo pop-up. Questo qui è quello. No, capito. Loro ci avevano assegnato un compito, cioè attaccare loro, e sono passati più di 10 anni. Avevamo 10 anni per realizzarlo e non l'ho fatto, quindi sono abbastanza contrariati. Io ho detto che questi quando si risvegliano ci fanno un mazzo che la metà basta. Ve lo dico io, dobbiamo poi porvi rimedio. Magari qua sarebbe il caso di fare una stazione spaziale, ma non abbiamo le capacità per poterla fare. Intanto abbiamo trovato, siamo andati avanti con la ricerca del rubicatore. Tra l'altro fatemi vedere adesso, facciamo un giro di popolazione per capire un attimo come sta messa. Qui stiamo abbastanza bene, qui siamo ancora in alto mare. La pop non scende di categoria. Qui sta iniziando pian piano a riempire la parte metallurgica. Infatti qualcosina è cambiato perché i beni sono aumentati. Ragazzi, niente, dobbiamo aspettare che la pop pian piano spawni. Sicuramente il modo migliore è quello di crescere insieme alla popolazione stessa. Io ho avuto un po' un exploit, potrebbe essere stato controproducente alla lunga, ma probabilmente è anche una formula per limitare un po' lo strapotere, ecco, lo strapotere nostro. Allora signori, la situazione è la seguente. Ora in base al minutaggio vedremo se andare avanti con una puntata o fermarci qui dove siamo arrivati in questo momento. Io ringrazio di essere rimasti con me. La situazione comunque, quindi la guerra si farà, non possiamo farla subito perché ricordo che questa è una Iron Man, signori, una Iron Man, quindi ogni mossa falsa potrebbe essere l'ultima del nostro glorioso impero, e vi ricordo che non siamo poi così messi male. Abbiamo sicuramente
Abbiamo sicuramente... vedete che però non consumano crediti le navi? Perché sono all'interno del... non hanno mantenimento. O forse questa è solo una naval capacity. Forse, forse è solo una naval capacity. Andiamo a vedere qua. Armata, pop, ship, ok. Ci consuma 16. Mantenere le navi consuma 16. 16. È un bel problema. 16. Neanche tantissimo, a dire la verità, però. Il problema è che dovrebbero consumare quando fuoriescono. E lì il prezzo delle cose mi aumenta alle stelle. Devo migliorare assolutamente l'economia del paese per non avere un tracollo. Ma di fatto non devo neanche migliorare l'economia, perché di fatto a me serve della pop. Potrei andarla a prendere nel... non ho lo slave market. Non ho lo slave market, però... Allora, fatemi vedere una cosa. Politiche. Allora, politiche. Schiavitù. No! Ci stava, dai, ci stava. Va bene, signori, dopo questo, dopo questo tentativo di comprare schiavi nella galassia, io vi dico pace e bene, andate in pace. Alla prossima, ragazzi, alla prossima.